Graziano Mesina non è stato soltanto il re del Supramonte, è stato anche il re delle evasioni. 9 evasioni riuscite e molti tentativi falliti. Ha cominciato a scappare fin da ragazzo, a 18 anni, dal commissariato di Orgosolo. Poi è fuggito da Macomer, Nuoro, Viterbo, Spoleto, Sassari, Lecce. A volte da solo, a volte in compagnia e persino con le manette ai polsi. L'ultima fuga, nel 1985, è singolare. Il giudice gli concede un giorno di permesso e lui sparisce. Quando viene preso, una settimana dopo, è in compagnia di una donna, Valeria Fusè, una delle molte donne, italiane e straniere, che gli scrivevano negli anni del Supramonte, gli hanno scritto in carcere e che talvolta lui riesce ad incontrare. Una fuga, l'ultima, che non piace per nulla alla vecchia madre di Mesina. Gli voglio dire di tornare subito a posto. È questo, se no io non la tento più in nessuna cosa. Paolo Marco. Avvocato, volevo chiederle questo. Tutte queste fughe dimostrano che Mesina in fondo non si è mai arreso, cioè che... La questione è questa. Lei è da tanti anni ormai l'avvocato di Mesina. Da quando lei è avvocato è scappato qualche volta? No, da quando l'ho difeso io non è più scappato dal carcere. E se capitasse l'occasione, pensa che lo rifarebbe? Io penso di sì. Io penso di sì, perché addirittura quando era detenuto a Cagliari si raccontava così, lui l'avrebbe anche confermato, anzi l'ha anche confermato, che ogni mattina, ogni giorno faceva degli esercizi fisici proprio per tenersi in forma. Per evadere. Caterina, volete dire qualcosa? No, no, è straordinario, un mito è stato quest'uomo. Ma lei che relazione specialmente in Sardegna, avuto? lei lo capisce, specialmente in Sardegna, ecco perché era rispettato e aveva un grosso ascendente, specialmente sui giovani, del nuorese in particolare. Ma lui si è sempre vendicato, cioè ha sempre reagito a una situazione o ha anche fatto... Diciamo che ha iniziato con la reazione, questo sì, certamente. Poi è chiaro che avrà avuto altri moventi, questo non lo si può dire. Per esempio il processo di Cagliari, in quel processo era imputato dell'omicidio di un imprenditore cagliaritano e di associazione per delinquere. Ecco, e lì bisogna vedere appunto quale sia stato il movente che lo ha portato a Cagliari dal nuorese, perché è stato arrestato proprio in quell'occasione. Sentiamo Mesina come parla delle sue evasioni. Parliamo, signor Mesina, delle sue evasioni. Lei è evaso tante volte con una grande facilità. Come riusciva? No, non facilità. No, per come l'ha fatto sembra una cosa facile, è difficilissimo evadere. Le evasioni non sono state mai facili. Sono facili quando uno è libero in una colonia agricola. Certo. Così è libero di andarsene. Ma quando si tratta che è chiuso in carcere non credo che siano facili le evasioni, né per me né per nessun altro. Diciamo che avevo tutto il tempo di pensare a quello e anche come venivo trattato, venivo sballottato da un carcere all'altro, da un isolamento all'altro. Sì. E allora più che altro sembrava un sollecito a evadere, quanto così. Torniamo a sua madre. È vero che sua madre era contraria quando lei fuggiva? Questo è esatto, sempre è stata contraria. Cioè, lei preferiva sua madre, come si chiamava sua madre? Caterina. Caterina preferiva che lei rimanesse in carcere? Sì, perché credeva nella giustizia, a modo suo credeva nella giustizia. Pensava che la giustizia avesse fatto il suo corso. Giusto, avesse fatto le cose giuste. Con l'andare degli anni però si è resa conto che non era così. Capito? Anche se non me l'ha fatto mai capire. A me non me l'ha fatto mai capire. Non l'ha fatto mai? No. Per lei era sempre... giusto che lei restasse in carcere? Certo, non disobbedire, insomma. Signor Mesina, lei ha avuto molto successo con le donne. Con le donne? È vero. Ma non me ne sono mai accorto. So che riceveva molte lettere, le riceve forse ancora. Ma non rispondeva a nessuno. Non rispondeva a nessuno. E così non mi scrivono più almeno. Adesso continuano a scrivere, no? No, qualcheduna così, ma no. Ma è vero che addirittura alcune donne volevano un figlio da lei? Ma quello quando ero latitante? Sì. Questo è vero. Ma ero io che non lo volevo da loro. Quale futuro avrebbe avuto questo figlio? Una volta che sapevano che il padre era in giro per le montagne, che gli davano la caccia come un cinghiale. Ma secondo lei perché volevano un figlio da lei?
Che cosa le portava? Bisogna domandarlo a queste donne, perché io non riuscivo a capirlo mica. Però tra queste donne Valeria Fusé è stata una donna speciale per lei. È una donna che gli ho voluto bene, ma non è quello che si pensa o quello che si è pensato. Capito? Ma è vero che lei doveva tornare in carcere perché aveva un permesso e non è tornato per restare con Valeria? Non è esatto. No? Non è esatto. È diversa la cosa. Quando io l'ho chiamata a casa sua, che lei è scesa giù, che stavamo parlando, sono arrivati i carabinieri alla casa della Valeria e noi eravamo giù parlando. A quel punto là sono dovuto andare via. Lei mi è venuta appresso, non me l'ho potuta levare. Ha detto non vengo con te. Va bene. E lei che Io non potevo stare lì a perdere tempo perché mi avrebbero fermato lì. Certo. E adesso che rapporti ha con Valeria? No, siamo rimasti sempre in buoni rapporti. Quando andavo in licenza andavo a casa loro, andavo da Novara, tutto quanto. Un bel rapporto di amicizia con lei, con la famiglia. 30 anni fa lei era considerato un eroe per i ragazzi di Orgosolo, è vero? 30 anni fa. Guarda, io non vorrei mai essere considerato un eroe, né dai ragazzi di Orgosolo né da altri. Perché sono disgrazie che capitano. Non cerchiamo attenuanti, non sto cercando attenuanti, che può capitare a chiunque. Mi sono trovato in un ingranaggio della giustizia per diversi motivi, per diversi avvenimenti. Mi sono trovato ricercato, evaso dal carcere. Lei riconosce di avere commesso qualche errore nella vita? Ma io errori ne ho commesso e li riconosco, e gli altri che li hanno commessi nei miei confronti, altri non li hanno mai riconosciuti purtroppo, non ne hanno tenuto mai conto, altrimenti non sarei qua in carcere a quest'ora. Avrei fatto la mia carcerazione ma diversa. Cioè riconosce di avere commesso qualche delitto, è chiaro? Certo. E ho reagito anche per diverse ingiustizie subite, che non sto nemmeno più a argomentarle. Voglio chiudere col passato e guardare al presente. Certo. Daniela. Avvocato, lei ha detto, il suo legale, il legale di Mesina da 30 anni, ha detto che si instaura un rapporto di confidenza anche per quanto riguarda i fatti che sono poi alla base dei processi, ma si è instaurato anche un rapporto di confidenza personale. Per esempio Mesina le ha mai parlato di questa signora Valeria? Guardi, non siamo mai arrivati a queste confidenze, a questi discorsi. Ecco. Io posso dire questo, che tutte le volte che c'era udienza nel Palazzo di Giustizia di Cagliari, nell'aula delle udienze del processo del Mesina, si riempiva l'aula di ragazze. Si riempiva perché venivano tutte per vedere, per sentire, e poi si notava che qualcuna faceva determinate avance, sicuramente. Soltanto che le faceva a distanza, perché è comprensibile che il pubblico si trova in un posto dell'aula, mentre Mesina era nella gabbia, sistematicamente nella gabbia, scortato sistematicamente da un carabiniere più grosso di lui almeno 2 volte, minimo 2 volte. Mi scusi, ma sembrava infastidito, compiaciuto? Compiaciuto, decisamente compiaciuto. Una cantante sarda, per esempio, gli ha dedicato più canzoni. E per alcune canzoni sembra che proprio Mesina sia stato il poeta. Addirittura. Allora, abbiamo già detto, stavamo parlando adesso della fama di Mesina, su di lui si scrivevano articoli, libri, come dice l'avvocato, canzoni. Fu anche realizzato un film, Daniela, un film per la regia di Carlo Lizzani, ispirato a un libro di Giuseppe Fiori, che è scomparso in questi giorni, un grande giornalista. Il titolo era Barbagia, la società del malessere. Il protagonista era Terence Hill, accanto a lui Don Bachi. Vediamo come ne parlava Terence Hill. Qui a Sassari la gente mi ferma e mi dice: ah, ma lei come assomiglia a Graziano? Il viso le assomiglia molto. Però Graziano era molto più basso, era più piccolo di lei. Non che non ci preoccupiamo dei lati fisici esteriori, anzi, i costumi vengono curati al massimo. Non so, io mi pettino come si pettina Graziano, cerco di avere certe stesse movenze, la stessa agilità. Tutte le mattine faccio mezz'ora di ginnastica prima di entrare in scena per avere questa agilità felina, direi. Ma tutte queste cose non sono quelle che ci preoccupano fondamentalmente. Quello che ci preoccupa e su cui abbiamo messo
l'attenzione di Zani Dio è sul suo modo di pensare, sul suo modo di sentire, insomma sulla sua psicologia. Avvocato, mentre andava in onda il filmato lei mi ha detto una cosa, dica. Sì, proprio per questo film non ebbe l'emolumento completo. Non fu pagato? Non ebbe l'emolumento completo, non fu pagato completamente e mi diede incarico di scrivere per essere pagato? Per essere pagato. Non fu pagato? Non fu pagato. Vabbè. Inizi degli anni 90, Mesina è in carcere da molti anni, è un detenuto modello ed ottiene il regolare permesso per visitare la madre e i parenti. Succede però qualcosa in Sardegna, viene sequestrato un bambino, Farouk Kassan, ricordiamo tutti la storia, e il sequestro si intreccia con la vita di Mesina. Vediamo come. Dopo anni di silenzio, Mesina torna a far parlare di sé nel 1992, in occasione del rapimento del piccolo Farouk Kassan. Mesina, assolutamente estraneo alla vicenda, viene contattato da qualcuno che gli chiede di fare da intermediario con la famiglia del rapito. Dopo qualche esitazione, Mesina accetta, secondo la sua versione, con il tacito assenso delle autorità. La sera del 10 luglio è lo stesso Mesina ad avvertire il TG1 sull'avvenuta liberazione del bambino. Da quel momento esplodono le polemiche e le contestazioni. Sono tante le domande rimaste senza risposta. È stato pagato un riscatto? I servizi segreti hanno messo a disposizione dei soldi? I soldi sono andati tutti ai rapitori? Qualche mese dopo, in casa di Mesina, vengono trovate delle armi, della cui presenza lui si protesta assolutamente ignaro. Per Mesina si aprono nuovamente le porte del carcere. Avvocato Asa, qual è la sua tesi difensiva in ordine a questo rapimento Kassan?